Innanzitutto aveste già usato questione in sardo? No, parliamo in sardo ma parliamo anche in italiano, veramente una giornata del popolo sardo importante da ricordare anche quest'anno. La Regione Sardegna quest'anno ha deciso di finanziare 3 comuni simbolo, che sono il comune di Cagliari ovviamente per i Moti, il comune di Alghero per Vincenzo Sulis e poi ovviamente la patria di Giovanni Maria Angioy che è il comune di Bono. Noi pensiamo che sia necessario non solo conoscere e ricordare, ma far camminare anche sulle gambe e sulle teste dei nostri ragazzi e le nostre ragazze sia di Ede sia Sardegna. Quindi occorre che anche nelle scuole noi ricordiamo la nostra storia, ma soprattutto che coinvolgiamo i ragazzi in questa giornata. Infatti il giorno del 28 noi, come l'anno scorso, grazie alla sensibilità del Presidente Piero Comandini, accoglieremo i ragazzi delle scuole al Consiglio regionale per la celebrazione ufficiale. Il mio sogno è quello che Cagliari torni a essere teatro dei Moti, come era stato negli anni in cui era stata istituita la giornata del popolo sardo, perché veramente per noi che l'abbiamo vissuta era stato proprio reimmergersi in quel clima di rivoluzione e anche di orgoglio del popolo sardo. E spero che in questi 5 anni del nostro mandato riusciamo a riportare a Cagliari anche quella rappresentazione.